Snellire le procedure, questo sarà per noi una priorità per quanto riguarda l'economia. Attualmente ci sono delle grosse difficoltà e queste difficoltà i nostri imprenditori le sentono. C'è una ricaduta sul territorio, le amministrazioni possono fare sicuramente qualcosa, non possono far tutto per quanto riguarda le assunzioni, il mondo del lavoro eccetera. Su questo bisogna essere molto onesti nei confronti dei cittadini. Snellire le procedure sappiamo essere un'agevolazione. La lista Castelfranco Domani crede molto nel ruolo principale delle imprese e alla necessità di reinvestire in questo ruolo, diventando partner delle imprese, aiutandole, collaborando con loro per ridurre la burocrazia che molte volte rende lento il sistema e rendersi garante dei rapporti con le istituzioni, le banche, la stessa amministrazione, al fine di arrivare a un unico obiettivo comune, che è quello di incentivare e incrementare l'impresa. La sfida è quella dell'efficienza nel rapporto tra comune e cittadino e per questo motivo Castelfranco Domani vuole sviluppare un progetto che ha definito Municipio Web e che consentirebbe da un lato di offrire alla cittadinanza un servizio di partecipazione diretta, di informazione, di monitoraggio rispetto alla vita del comune e della città, e dall'altro consentirebbe alle imprese e alle altre operatori economici di poter interagire in modo diretto, semplice e veloce con l'amministrazione comunale. Il concetto è semplice: il tempo è una risorsa e se noi riusciamo a liberare questo tempo generiamo profitto sia per l'amministrazione pubblica che per il privato.